Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive dall'8 al 14 giugno del vostro Marietto Veneziano. Oggi noi vedremo come andrà la prossima settimana, da lunedì a domenica 14 giugno, e useremo le nostre Sibille Interattive. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Guard di YouTube, al canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete, lunedì sera sul gruppo dei Magici Ceri Bertoldini, il The Guard e Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito dove si parla di Cabala, ermetismo e quant'altro. I link sono sotto qui in descrizione, eventualmente potete anche lasciare un commento, il vostro Marietto contento, e anche un super like. E vi ricordo che il vostro Marietto ultimamente ha aperto anche la community, visto che ha superato i 1000 iscritti. Bene, iniziamo subito a mischiare le nostre sibille chiacchierine e vediamo come andrà la settimana entrante tra l'8 e il 14 giugno. Vediamo un po', facciamo i nostri 3 mazzetti e sintonizziamoci bene sul mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Vediamo, via. 3, 4, 5, primo mazzetto, secondo mazzetto e terzo mazzetto. Quindi mi raccomando, concentriamoci bene, cerchiamo di entrare subito in sintonia con il mazzetto che più c'è più congeniale e eventualmente fermate anche il video per cercare di entrare meglio in sintonia col mazzetto che vi più in certo senso a livello vibrazionale consono a voi. 1, 2, 3. Bene, mazzetto numero 1, ripeto, numero 2 e numero 3. E iniziamo subito con il mazzetto numero 1. Vediamo cosa ci dicono questa settimana dall'8 al 14 Sibille chiacchierine. Partiamo con una lettera, un messaggio, una superbia, amore, consonante sorpresa e viaggio. La prima stesa diciamo che è superlativa. Vi arriverà un messaggio e qui vedete che il messaggio è la superbia tra amore e lettera, quindi vi arriverà un messaggio positivo che ci sarà da padroneggiarti, e attenzione che raccoglierete qualcosa di veramente interessante, ci sarà un cambiamento di rotta. Quindi io direi che chi ha scelto la prima stesa avrà sicuramente il vento in poppa e amore, consolante, sorpresa e viaggio. Riceverete sicuramente una notizia propositiva sia a livello sentimentale, se siete magari un pochettino sotto pressione per i sentimenti, per il cuore, o a livello finanziario sarà nettamente a vostro favore. Quindi chi ha scelto il mazzetto numero 1 questa settimana dall'8 al 14 è veramente una settimana che avrete tutto a vostro favore, quindi non c'è niente da dire, delle carte estremamente favorevoli e positive per la settimana entrante. Speriamo che anche il mazzetto numero 2 sia uguale. Falsità, deliranti, amica, vecchia signora e gelosia. Attenzione, perché invece il mazzetto numero 2 è impegnativo, è praticamente quasi dico l'opposto dell'altro. Iniziamo subito la settimana con qualcosa di ingannevoli, poi vedete che c'è deliranti, quindi è una cosa che chiaramente che porterà a disarmonia in famiglia. Avrete certamente qualche supporto da qualche persona più anziana di voi, ma attenzione che poi chiudete con gelosia, quindi anche perdita di denaro. Quindi tutto ciò che fra falsità e gelosia questa settimana sarà un po', come dice, delirante. Quindi attenzione, remi in barca e state molto attenti, perché sarà una settimana dall'8-14 impegnativissima. Non fate passi falsi, non fate decisioni affrettate, perché avrete persone gelose che vi diranno cose false. Quindi la prima molto positiva, la seconda attenzione, filo spinato intorno per difendervi. Terza stesa, casa, belvedere, ammalato, prigione e malinconia. Insomma, per chi ha scelto questa stesa, parte bene la settimana con una protezione casa, belle notizie che vi aspettano, ma poi attenzione che da metà settimana in avanti abbiamo l'ammalato, un blocco importante e malinconia perduta. Quindi vedo una settimana entrante che parte bene, ma purtroppo avrete dei scivoloni importanti, sarete un po' malinconici. Quindi attenzione anche qui, come nella seconda stesa, freno e tirato mano,
filo spinato tutto intorno a voi e tappatevi il naso per il semplice fatto che ci saranno delle brutte cose che non vi piaceranno. Partirà bene, però finirà con un fattore di felicità perduta, di cose negative, blocchi e abbattimento morale. Quindi attenzione anche per chi ha scelto la terza stesa. Quindi ricapitoliamo: prima stesa positiva, seconda stesa così così e terza stesa da filo spinato. Però il vostro marietto non si rende mai, e sapete che ha aperto la community nel canale YouTube e vi offre o vi dà, o in un certo senso potete andare a vedere sia nelle pillole radiostesiche del vostro marietto Basic questo circuito di armonia tra le persone che si può stampare tranquillamente e si mette in casa sulle pareti, proprio per chi chiaramente ha scelto anche la seconda e la terza stesa, che magari ha bisogno un attimino di aiuto, perché in casa magari ci sarà un po' di tensione. Quindi vi consiglio al vostro marietto di stampare questo circuito che si trova o nella community del vostro marietto veneziano su YouTube o nei gruppi Facebook e anche di Telegram. Quindi, cari amici, se volete, nel canale del vostro marietto veneziano, nella community lo trovate, e trovate la spiegazione di questo circuito, come si usa nella playlist del vostro marietto veneziano in radiestesia basic, lezioni di radiestesia basic. Bene, cari amici, detto questo, il vostro marietto veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e mi raccomando, iscrivetevi ai canali di Legale Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!